Apocalisse capitolo 19. Canto di trionfo in cielo. Dopo tutte queste cose sentite una voce assai potente in cielo, che rassomigliava a un fracasso e a una cofane gente che riceve: Alleluia! Tutta la salvezza, tutta la gloria e tutta la potenza appartengono a Dio nostro, perché essa è quello che giura che tutta la gente rinda la verità e rinda la giustizia. Issa ha condannato che è la rossa prostituta, che abbeziava tutta la terra con tutta la rebosciatezza sua, e così ha vendicato tutto che lo sangue, che l'aveva fatta scifora tutti che gli servono il Signore, che è stata accisa che è mano sua. E per la seconda volta che la folla in cielo ricetta Alleluia, o fumo, e che la città che sta bruciando sarà ranzina in cielo per tutti i secoli. E subito che gli 24 vegliardi e che gli 4 esseri vivi si addenucchiarono in terra innanzi al Signore, e si buttarono con la faccia in terra, e addurarono pata eterna che stava in coppo trono, e ricevano Amen, Alleluia. Poi si sentette un'altra voce che sceva coppo trono e che diceva: Renite e roglio Dio nostro, voi tutti che servite Dio nostro, e voi piccerille e rosse, che allevite il nome santo suo e campate sempre in dall'amore suo. Sentite poi un'altra voce che scendeva a cielo, che era soccia che una folla assai rossa, e che rassomigliava a un mare, un tempeste, un fracasso e una tronata, che Luca riceva: Alleluia, o Signore, o Dio nostro, chi che comanda tutto il mondo ha pigliato possesso il regno suo. Arregriamoci, facciamo festa, mettiamo innanzi a essa tutta la rolia nostra, perché è arrivato il momento dello sposarizio dell'agnello. La sposa sua è già preparata. L'hanno messo in cuore una veste di chi ne sbrannore, che gli veste linee su tutto l'opera giusta che hanno fatto i santi suoi. Poi l'angelo si avutava a me ricetta: scrive, viate tutti quelli che sono mitati a mangiare in due festini dello sposarizio dell'agnello. E con Greta dicendo: scrive pure questo, perché queste sono tutte parole di Dio, e essa dice sempre sulla verità. E stesse danni mi buttai con la faccia in terra, innanzi ai piedi suoi può durare, ma chissà mi ricetta: susate, che fai? Pure io sono un servo come a te e come a tutti i frati tuoi, che mettono in pratica il Vangelo di Gesù Cristo, e solo di quello che tu hai adurato. La parola di Gesù Cristo è quella che fa regnare forza tutta la predicazione nostra. A vittoria di Cristo. Poveriette, o cielo spapranzate andrà satta a comprare pure un cavallo bianco, chi le cavaccavano vi chiamate farele e verace, perché questo è chi che giura e combatte con la giustizia. L'occhio suo sono come una lampa di fuoco, goppa a capo suo tiene parecchi corone e porta scritto in un nome che nessuno è capace di conoscere fuori essa. E arroviato in un mandiello insuppato di sangue, un uomo suo e la parola rubata. Tutta l'esercito del cielo vanno a priessa essa, cravaccando cavallo bianco, e arravogliato rinda una veste bianca e senza nessuno guacchio. A rinda bocca sua esce una spada ammullata, per cogliere con quella tutta la gente della terra. Chiste, e comandano con un cetre fier, e scarpissero rinda un teniello, o vine tutta la collera del Dio Onnipotente. Goppo mandiele suo, e in coppa la coscia sua, porta scritto questo nome: Re tutte il re, e Signore tutte i signori. A bestia e il re. Veriette per un angelo che stava allerta in coppa al sole e che allucava con tutta la voce sua a tutti chi la ucciella che volavano per cielo. Venite, accucchiatevi tutti insieme, venite a mangiare con mite e Dio. Mangerete carne del re, le cape tutte che le carne la roia, e carne dei cavalli, dei cavalieri, e carne dell'uomo, ne liberi e schiavi, rosse e piccerille. Veriette pochi lo mostro con tutto il re della terra e con tutta l'esercito dell'oro, che si erano accucchiati tutti insieme per guerrire contro Achille che stava in coppa al cavallo e contro a tutto l'esercito suo. Ma subito che lo mostro fu incatenato, insieme con esso fu incatenato pure che il profeta Fabio, che innanzi a esso aveva fatto tutti quei prodigi, per ingannare tutte quelle persone che erano state segnate con un mirco e che lo mostro che aveva adorato a statua sua. Tutte e due furono buttate vive, rinda a chi lo stagno di fuoco, rinda e zuffa. Tutte chi là invece furono scatenate a quella spada, che sceva rinda la bocca, e chi che stava in coppa a chi lo cavallo bianco, e l'aucillo del cielo si strafucarono, tutte carne all'ora.